Leggiamo 018. 6 parole per un manifesto. Libri. Come scrigni di carta, i libri racchiudono tesori preziosi, idee, immagini, parole. Sono oggetti semplici eppure potenti, in grado di dare forma a nuovi pensieri e di farci vivere molte altre vite oltre alla nostra. Grazie ai libri viaggiano le storie, fatte di parole e di figure, nutrimento dell'umanità. Relazione. Ogni libro è un punto d'incontro. Sulle sue pagine si crea un contatto speciale tra l'autore e il lettore, ma è anche terreno di relazione tra chi legge e chi ascolta nella lettura ad alta voce, che può contribuire ad allacciare legami profondi tra genitori e bambini, a scuola, tra amici e perfino tra perfetti sconosciuti. Nessuno escluso. Le pagine si aprono così come si aprono le porte. Nell'universo variegato dei libri che esistono, desideriamo che siano sempre più le porte aperte, anche per chi affronta la lettura come una difficoltà e una sfida. Nuove forme di accessibilità alla lettura da proporre, da inventare, da scoprire. Libri per tutti, libri a tutti. Tempo. Mentre leggiamo, il nostro presente viene dilatato, acquista una dimensione in più. La lettura ci proietta in un altro mondo, arricchendo così quello in cui viviamo. Leggere richiede un tempo dedicato, che a volte è difficile da trovare. Ci piace pensare che sia un tempo da conquistare, che offre storie e memorie come ricompensa. Comunità. Amiamo i libri e lo vogliamo raccontare. Come ogni passione, anche quella per la lettura è contagiosa e chiede di essere condivisa. Che siano reali o virtuali, le comunità di lettori permettono di creare occasioni di incontro e di scambio tra chi già ha scoperto l'interesse per i libri e chi ci si avvicina per caso o curiosità. Chi legge non è mai solo. Crescita. Leggiamo 018. Il progetto accompagna il cammino dei giovani lettori con proposte e iniziative dalla nascita all'età adulta, senza soluzione di continuità, perché leggere favorisce lo sviluppo cognitivo del bambino e promuove il pensiero critico, ingrediente fondamentale per creare cittadini partecipi e consapevoli. Progetto per la crescita, progetto in crescita. Raggiungiamo i giovani lettori in tutta la regione, dai centri più piccoli alle realtà più consolidate.